Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Partito Democratico, che è una delle 5 della coalizione a sostegno della candidata sindaco Mirella Bagliana. In studio per il Partito Democratico questa sera abbiamo la capolista Barbara De Nardi, buonasera, e il candidato nonché segretario del Circolo Vittoriese del PD, Fabio Braido, buonasera. Allora, le domande da casa come sempre al 348 21 11 373. Con la lista Partito Democratico abbiamo a disposizione 24 minuti e sono le 21:48. Parto da lei, Braido. Per la prima volta, dopo tanti anni, vediamo un centro-sinistra unito all'appuntamento elettorale di Vittorio Veneto. Cosa vi ha spinto in questa direzione? Chiedo a lei anche nella sua veste di segretario del PD. Allora, diciamo che questa è una domanda che ci porta un po' a fare una riflessione sul percorso che abbiamo fatto come coalizione, che ci ha portato poi successivamente ad identificare il nostro candidato sindaco di coalizione. Il centro-sinistra ha fatto un percorso diverso rispetto alle altre coalizioni, nel senso che si è riunito a lungo per mettere a punto innanzitutto il proprio programma ed ha identificato un metodo molto preciso, che è stato quello di lavorare a livello di singole liste, singoli gruppi, che hanno fatto emergere i temi principali a loro cari. E poi abbiamo creato un direttivo di coalizione che ha fatto da un lato una sintesi e poi ha anche verificato che non ci fossero temi importanti e dirimenti per la città che potessero poi eventualmente portare a frizioni o a scontri all'interno della coalizione o successivamente, ancora peggio, durante l'eventuale possibilità di andare ad amministrare la città. Quindi il nostro percorso è iniziato prima nella identificazione e nella creazione del programma, dopodiché ci siamo confrontati per identificare una figura che facesse sintesi e che rappresentasse al meglio questo programma. Naturalmente il Partito Democratico aveva al proprio interno più figure con la qualità e l'esperienza per poter diciamo, rivestire il ruolo di candidato sindaco, ma abbiamo preferito seguire un percorso che portasse all'apertura di questo gruppo e quindi generosamente abbiamo deciso di sostenere il candidato sindaco Mirella Bagliana. Ecco, De Nardi, perché a suo avviso Mirella Bagliana potrebbe essere la prima donna sindaco di Vittorio Veneto? Mi pare evidente che questa tornata elettorale abbia caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle tornate elettorali precedenti. Una è già stata individuata, il centro-sinistra che si presenta unito fin dal primo turno, al secondo turno era già successo nel 2014 con l'accordo fra Roberto Toron e Mognol, il centrodestra che si presenta imploso ed esploso completamente, con una maggioranza che ha retto e sta reggendo di fatto anche l'attuale amministrazione, che nonostante gli intendimenti iniziali di solidità e tenuta si è fragorosamente dissolta negli ultimi mesi di mandato. Quindi mi pare una situazione del tutto diversa rispetto a quello che era il panorama politico nelle tornate elettorali precedenti. Un cambio di rotta che segna insomma, il cambiamento rispetto al passato. E venendo alla squadra del Partito Democratico, Braido, chi fa parte della vostra lista? So che ci sono dei volti noti, insomma, con esperienza e volti nuovi. Sì, la lista del Partito Democratico è un po' il compimento di un percorso che è nato circa 2 anni fa, quando sono diventato il segretario del Circolo, e con il Circolo, che attualmente conta più di 60 iscritti, c'è stato un aumento del 50% negli ultimi 2 anni, e che fa un po' capire anche il lavoro importante che stiamo facendo non solo ovviamente io, ma a livello di segreteria,
con Barbara e Rita Lot e naturalmente come direttivo. Ci sono due elementi, diciamo, di novità che contraddistinguono, a mio modo di vedere, la nostra lista. Innanzitutto il fatto che il Partito Democratico sia stato uno dei principali, non voglio dire il principale, ma uno dei principali promotori della formazione della coalizione di centrosinistra. E questo naturalmente è un po' una novità importante anche rispetto alle precedenti tornate elettorali, come giustamente sottolineava Barbara. La seconda importante novità è appunto, come dicevo anche prima, il fatto che nonostante al nostro interno avessimo la possibilità di esprimere dei validissimi candidati, abbiamo preferito optare per, diciamo, una candidatura che diciamo, prevalesse sulle proposte dei singoli listi, ma che portasse, diciamo, a una coalizione più ampia. La lista è composta da persone sempre sia di esperienza come appunto anche di spessore, con tanta esperienza, come l'ex sindaco Roberto Tonon, ma abbiamo al nostro interno anche delle figure nuove, come ad esempio Lorenzo Carlet, che è un studente 22enne, ma non per questo giovanissimo da un punto di vista politico, nel senso che lavora all'interno del Partito Democratico da diverso tempo e insieme a Lorenzo abbiamo appunto messo a punto diverse idee, diversi progetti che sono tuttamente proiettati per il futuro, grazie anche, insomma, al suo entusiasmo di giovane democratico. Se mi è permesso vorrei dire la lista sì, certo. Parto dai qui presenti: Barbara Denardi, avvocato, attuale consigliere di minoranza, nonché ex assessore durante l'amministrazione Tonon. Io, Fabio Braido, sono il titolare di una società di ingegneria, non sono in politica da molto tempo e conto di portare all'interno della politica vittoriese un po' di esperienza, diciamo, dal punto di vista gestionale e di gestione delle persone, fondamentalmente. Marco Dus, anche lui consigliere di minoranza, nonché capogruppo del Consiglio Comunale da ormai 10 anni. Stefano Baravino, Giulia Bortolotto, Luisa Bottega, Graziano Carnelos, già consigliere comunale e già sindaco di Gaiarine, Guido Celso, Silvia Criscuoli, Michela Daros, Fabio De Vallier, Rita Lot, Giulia Moretto, Silvano Tocchet. Mi sarebbe piaciuto del tempo di presentare ciascuno di loro, immagino che non ci sia abbastanza tempo. Una cosa che mi sento invece di sottolineare è che la squadra si contraddistingue per una forte conoscenza del territorio e tutta l'esperienza per mettere a terra i progetti. Certo. A proposito di progetti, allora il Partito Democratico Denardi ha collaborato al programma della coalizione. Quali sono le vostre priorità? Io partirei da un punto che è stato, a mio avviso, trattato poco in questa campagna elettorale, nel senso che è stato inglobato nel ragionamento sulla cura della città, sulle opere pubbliche, sulla corretta gestione delle manutenzioni. Però dobbiamo anche dire che la città di Vittorio Veneto negli ultimi 5 anni ha visto l'aumento sia dell'IMU e più recentemente anche dell'addizionale IRPEF. Questo significa che a fronte di maggiori risorse in capo all'amministrazione comunale derivanti appunto dal prelievo fiscale a carico dei cittadini, c'è stato questo, insomma, mi pare che lo abbiano detto a destra e a manca un po' tutti anche i candidati, una inadeguata, diciamo così, gestione di quello che è il complesso che dicevo prima, quindi manutenzioni, verde pubblico, opere pubbliche e quant'altro. È chiaro ed evidente che in questa situazione dobbiamo assolutamente pensare da un lato a un miglioramento di tutti questi aspetti, come è già stato detto, ma anche dall'altro a affrontare il ragionamento sulla riduzione delle aliquote IMU che appunto sono state aumentate ormai praticamente 5 anni fa e che pesano in modo particolare sulle cosiddette seconde case.
Quando parliamo di seconde case normalmente si pensa alla Villa Cortina, ecco, diciamo, in realtà sotto la dicitura generica seconde case si fa riferimento a tutto ciò che non è prima casa, quindi sia gli immobili residenziali ulteriori rispetto all'immobile di residenza, ma anche a tutto quel complesso di immobili commerciali, che quindi significa anche in parole povere e colloquiali i negozi, ad esempio. L'IMU della zona industriale ha un'altra gestione, lo sappiamo, va in gran parte allo Stato, quindi è un ragionamento un po' diverso. Però su questa partita si gioca anche a ricaduta un altro ragionamento a noi caro, che è quello relativo a favorire le realtà commerciali locali. Giustamente è stato rilevato in diverse occasioni durante questa campagna elettorale che le difficoltà del commercio locale non derivano esclusivamente da ragionamenti di questo tipo, è una situazione complessiva generale nazionale e anche sovranazionale in alcuni casi, ma sicuramente l'aumento dell'IMU ha ulteriormente gravato di costi e di spese ad esempio coloro che gestiscono un'impresa commerciale anche di piccole dimensioni e che sono proprietari dell'immobile, perché ovviamente pagano l'IMU, oppure sono in affitto, perché a ricaduta ovviamente il proprietario recupera, diciamo così, gli importi. Questi sono due ragionamenti che forse sono emersi un po' meno di altri durante la campagna elettorale, quindi cerco di concentrarmi più sulle cose che non sono state dette in modo ripetuto, perché è giusto che insomma le persone abbiano un'idea complessiva di quelle che sono le proposte, le scelte. Ovviamente un ragionamento sui giovani, penso a una proposta che è stata fatta chiaramente fin dall'inizio dalla coalizione di centrosinistra, che vuole sostanzialmente porre un aiuto ai ragazzi rispetto a un problema che è evidente. La nostra biblioteca in questo momento è utilizzata in gran parte come aula studio, ma al di là che questo comporta una serie di ragionamenti di altro tipo, ovviamente quello della necessità di intervenire sulla biblioteca civica anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista strutturale, ma è evidente che anche come aula studio non è più sufficiente, e quindi una delle proposte del centrosinistra è quello di creare una struttura che possa fungere da aula studio con tutte le infrastrutture necessarie, penso al wifi efficiente e rapido per i nostri ragazzi che studiano e hanno bisogno di questi spazi. Ho fatto alcune citazioni. Sì. Prego. Posso aggiungere un punto? Il primo punto del programma di coalizione è la sanità. Come sappiamo la sanità è un tipo di competenza soprattutto in capo alla regione, però non per questo noi intendiamo batterci per rafforzare in realtà comunque il sistema sanitario locale, ed è collegato al motivo per cui il Partito Democratico, dare il voto al Partito Democratico, perché è importante il fatto che quando c'è un'istanza da presentare, una problematica piuttosto che il mantenimento di un servizio o l'implementazione di uno nuovo, è importante avere delle rappresentanze a livello regionale o addirittura parlamentare che ci consentano di amplificare e mettere in luce le problematiche che ci sono a livello locale, ad esempio relativamente all'ospedale. Chiaro. Nel frattempo ci sono arrivate da casa varie domande che ora giro a voi. Prima domanda, non so se vuole rispondere lei, Denardi. Alle comunali si guardano le persone teoricamente, ma non credete di avere un asse spostato troppo verso la sinistra? Si è inteso come PD o non lo so se intende forse come coalizione.
Ma La Bagliana è un candidato civico, delle liste che la sostengono, a parte il PD, stiamo parlando di tutte liste civiche, quindi stiamo tra l'altro parlando anche, al di là di alcuni casi di persone che da tempo si occupano di politica, la gran parte dei candidati anche delle liste civiche sono o new entry della politica, per dirla con un termine usato e solito, oppure persone che comunque non hanno una militanza precisa e dichiarata, per cui non la vedo come uno spostamento dell'asse, anzi è sempre paradossalmente mi fa un attimo sorridere questa domanda, perché per anni mi sono sentita dire che il Partito Democratico era troppo a destra. Quindi sì, no, adesso Per questo telespettatore. pieno rispetto per la posizione dello spettatore, ovviamente non voglio far passare per mancanza di rispetto, però mi fa sorridere perché dopo un po' di anni sento un ragionamento diverso da quello che ho sentito per anni, ecco. Poi si può aggiungere un punto rispetto a questa Sì. domanda. Non deve spaventare il fatto che questa sia una coalizione di centrosinistra, quindi la rappresentanza della sinistra all'interno della coalizione c'è, come c'è la rappresentanza del centro. Se guardiamo anche ai candidati strettamente del Partito Democratico, che siamo qui per rappresentarla, sì. Io sono un imprenditore, ci sono 2 ingegneri, ci sono 2 avvocati, diciamo che non rappresentiamo prettamente o solamente, diciamo, l'ambito della sinistra. Certo. E altra domanda, la vostra coalizione è stata la prima a presentare il candidato sindaco. Vista come è andata nel centrodestra, vi aspettavate una situazione così divisa? Riferito ovviamente ai vostri avversari, tra virgolette. Beh, se posso riportare un po' un'esperienza diretta, perché ho partecipato e contribuito, diciamo, alla formazione della coalizione di centrosinistra fin dall'inizio. Questa avventura è partita già i primi contatti, diciamo, tra il Partito Democratico e le altre liste o già formate o formanti a luglio dell'anno scorso. Abbiamo cominciato a lavorare in maniera intensa da settembre a dicembre, e durante questo, diciamo, periodo ci siamo molto concentrati sulla diciamo, scrittura del nostro programma di coalizione, quindi non ci siamo guardati moltissimo attorno. Detto questo, non ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa frattura, anche se diciamo, vista anche dall'esterno, probabilmente Barbara, che ha vissuto anche dall'esterno, ha probabilmente colto anche qualche aspetto in più, qualche frattura già si percepiva durante questa amministrazione. Altra domanda da casa, la pongo a lei, Denardi, visto che ha sollevato il tema anche del decoro pubblico e si parla di questo. Scrive Mara, sempre per il decoro pubblico urbano, quando si potrà percorrere i Meschietti dal Gallium alle Zer senza la torcia del telefono accesa la sera? Va bene il risparmio energetico, ma penso, insomma, ovviamente questa è una domanda nel caso sarete voi ad amministrare la città per i prossimi 5 anni. Beh, sicuramente il tema dell'illuminazione pubblica è un tema che ricorre spesso nei ragionamenti. Non ricordo se esattamente nell'ultimo o nel penultimo, mi pare nell'ultimo Consiglio Comunale, la responsabile dell'ufficio tecnico, la dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, ha dichiarato che il complesso dei punti luce in città era già insufficiente prima della riduzione operata sul Monte Ore a causa delle note vicende internazionali e dell'aumento dei costi energetici. Era comunque appunto insufficiente già a monte, e quindi stiamo parlando di almeno un paio d'anni fa. È chiaro che anche tutta questa partita è una partita che va a contemperare esigenze diverse. Da un lato c'è un'esigenza evidente di sicurezza, perché l'illuminazione significa sicurezza sia dei pedoni soprattutto, sia dei veicoli, sia sicurezza intesa non della circolazione ma in senso più generale, e dall'altro esigenze sia di risparmio energetico sia di inquinamento luminoso. Sappiamo che purtroppo le nostre città sono elementi che rendono particolarmente difficile non solo a chi
si occupa professionalmente o per hobby di astronomia. E abbiamo, voi avete abbiamo un candidato che è il presidente degli astrofili, quindi sa bene qual è la questione. Sappiamo benissimo questo problema, ma che più in generale rende difficile anche, non è solo una questione di osservazione del cielo, ma ha un problema molto più complesso in realtà. È possibile però, e lo sappiamo perché in molti luoghi è già stato fatto, è possibile però trovare un bilanciamento tra queste esigenze, ad esempio con sensori che accendono la luce solo nel momento in cui vi sono dei passaggi, quindi quando è strettamente necessaria, o con la modifica dei corpi illuminanti che garantiscono sia risparmio energetico sia appunto che la luce non vada eccessivamente verso l'alto. È chiaro però che questo significa, come in generale in tutte le questioni, affrontarle con competenza e studiarle al meglio per riuscire a trovare una soluzione che è sempre un compromesso, perché la politica è sempre un compromesso, il problema è se il compromesso è al ribasso oppure è al rialzo. Noi auspichiamo che sia al rialzo. Altra domanda da casa, per lei Braido, in caso di ballottaggio, Bagliana Braido o Bagliana Posocco, come vi muovereste e qual è il vostro pensiero? Beh, innanzitutto il pensiero è quello di non arrivarci. Quindi di vincere il primo turno. Di vincere il primo turno. E quindi si vedrà. E abbiamo sentito da Denardi alcune delle tematiche con le quali voi avete contribuito al programma elettorale, altri temi a voi cari come Partito Democratico? Beh, abbiamo uno dei temi, diciamo, che sono un po' collegati anche a quello che descriveva prima Barbara e che sono collegati anche alla domanda dello spettatore che appunto chiedeva il perché di questa mancanza di illuminazione. C'è un punto che fa parte del nostro programma che è stato sintetizzato un po' in uno slogan che però fa capire un po' quello che deve essere a nostro avviso l'approccio: più servizi o meno tasse. Quindi se nell'arco di 5 anni di amministrazione sono stati raccolti 1,6 milioni all'anno, per 5, se vado 8 milioni di euro di tasse raccolte che non si vedono concretizzate all'interno o di un'opera pubblica o in un innalzamento del livello del decoro urbano. Quindi la nostra idea è quella che o riusciamo ad innescare un meccanismo virtuoso dove c'è una corretta percezione, innanzitutto attuazione e una corretta percezione dell'aumento della manutenzione e anche di altri servizi, pensiamo ai posti all'asilo nido, piuttosto che bisogna aspettare, c'è stato un periodo in cui si aspettavano mesi per rifare la carta d'identità, quindi o si riesce a innescare un meccanismo dove si aumentano i servizi, oppure non si può chiedere uno sforzo così consistente ai cittadini che contribuiscono con le proprie tasche, diciamo, al pagamento delle tasse che servono necessariamente per i servizi, oppure diminuiamo le tasse. Sono le 22:10, ultimi 2 minuti, quindi l'appello al voto da parte del Partito Democratico a lei Denardi, perché votare l'8 e il 9 giugno per il Partito Democratico e sostenere la candidata sindaca Mirella Bagliana. Ovviamente l'invito è a votare la candidata sindaca Mirella Bagliana, ma in particolare tra i partiti della sua coalizione il Partito Democratico, che è non solo, come diceva il segretario, un partito, quindi con rappresentanze e collegamenti anche a livello superiore rispetto a quello vittoriese, quindi a livello regionale e a livello nazionale, ma anche perché la lista che è stata formata è una lista che contempera al suo interno sia competenze acquisite in anni di esperienza di amministrazione, perché l'amministrazione non si improvvisa mai, si impara non in pochi mesi ma in anni di lavoro, e nuove idee, nuove leve, nuove forze in grado di proporre anche cambiamenti. Faccio solo un esempio: uno dei temi di cui si è parlato tanto in campagna elettorale è stata la piscina comunali. Il Partito Democratico già 2 anni fa
aveva proposto in una mozione di impegnare tutti i partiti e tutti coloro che avevano delle rappresentanze in Parlamento e in Consiglio Comunale, ce ne sono parecchi, di andare a Roma tutti insieme a sollecitare i rappresentanti nazionali perché si riuscisse a trovare una soluzione al problema annoso e che sta diventando veramente esplosivo delle piscine comunali. Ecco, questa cosa non è successa, nonostante sia stata fatta questa proposta non è stata accolta in particolare dalla maggioranza. Io credo che se invece ci fosse una maggiore coesione anche tra i partiti a livello locale in rapporto ai livelli regionali e nazionali, questo risultato si sarebbe potuto portare a casa. Grazie al Partito Democratico, qui rappresentato dalla capolista Barbara De Nardi e dal candidato Fabio Braido. Allora ci fermiamo per una breve pausa e dopo rientriamo con l'ultima lista, che è la lista Vittorio Vive. A tra poco.